Mattinata dedicata all'orientamento in uscita all'interno dell'Auditorium Serena Molicone nel plesso Gioberti per il polo liceale Vincenzo Simoncelli di Sora. Un'iniziativa organizzata dalla referente, la professoressa Monia Di Folco, con il sostegno della dirigente scolastica Clelia Giona, che ha sempre sostenuto le azioni di orientamento e l'essenzialità di un'educazione plurilingue ed interculturale per lo sviluppo di un atteggiamento positivo di apertura e valorizzazione della diversità culturale. L'attività di oggi è un'attività che continua, le attività che questa istituzione scolastica nel corso dell'anno scolastico sta portando a termine, ed è un'attività di orientamento per gli studenti in uscita, quindi post diploma. In particolare, come già la professoressa referente Di Folco ha menzionato, abbiamo tutta una serie di università. La particolarità di oggi è l'evento con l'università straniera. Avremo un collegamento con il Cairo e abbiamo qui dei rappresentanti che onoriamo di ospitare oggi per la partecipazione a questo evento. Per noi è un evento perché poter confrontare le università italiane con università telematiche italiane, ma anche telematiche straniere, e nello specifico l'Egitto, ci permette di fare un confronto che per noi è simbolo sempre di ricchezza di contenuti, di modi organizzativi, ma anche di proposte per l'avvenire dei nostri studenti, perché siamo, come liceo anche linguistico che ospitiamo qui, aperti alle innovazioni, aperti al futuro, e proprio per questo stiamo puntando a dei progetti per lo studio dell'arabo in questa sede, con accordi che stanno per concretizzarsi per iscritto tra, ripeto, l'università, l'associazione che rappresenta gli egiziani in Italia, abbiamo anche l'Accademia Nazionale di Roma Egiziana. Quindi, come vedete, si sta così concretizzando un percorso articolato tra più enti e istituzioni per valorizzare praticamente l'apertura della formazione verso l'Oriente. L'attività di orientamento costituisce per i nostri studenti il momento in cui prendono coscienza del fatto che stanno crescendo e che devono pensare al proprio futuro. La fase post-diploma, tuttavia, ha due strade: il mondo del lavoro e il mondo della carriera universitaria. Noi, in quanto scuola, vogliamo accompagnare i nostri studenti a compiere scelte consapevoli, dando loro tutte le informazioni possibili riguardo i vari percorsi universitari. Questo è il secondo anno che organizzo questa manifestazione, e dopo 3 anni di pandemia, bloccati un po' dalle circostanze e anche da una comunicazione digitale e virtuale, i ragazzi hanno sentito una profonda esigenza di entrare in contatto con persone reali, chiedere informazioni, sfogliare dei dépliant, ed è questo che mi ha spinto a organizzare questa bellissima mattinata. Tra gli atenei che sono intervenuti posso annoverare l'Università di Cassino, Mediazione Linguistica di Perugia, l'Accademia di Belle Arti di Frosinone, lo IED, Istituto Europeo di Design di Roma, la Scuola Internazionale di Comics di Roma, l'Istituto di Moda Foto, Accademia di Moda e Sartoria di Viterbo, poi la Facoltà di Lingue presso la BUC, cioè la Badr University in Cairo, con la quale avremo un collegamento direttamente con il rettore. Poi l'Università dei Studi Internazionali di Roma e, per finire, Tor Vergata, le professioni sanitarie. Presenti a questa mattinata informativa numerose realtà universitarie, nazionali ed internazionali, dato il collegamento in modalità remota con il magnifico rettore dell'Università BUC, Bard University of Cairo, e con il professor Hussein Mahmoud, portavoce della comunità egiziana in Italia. Il tutto curato da Michele Giannone, International Project Manager. Sono stato chiamato dalla dirigente scolastica e dagli altri appartenenti a un progetto di caratura internazionale, cosa di cui io mi occupo, per cui, come dire, ho voluto mettere in compartecipazione tutti gli attori che erano di interesse. Questi attori si stanno ampliando, oggi ci sarà un collegamento con un'università internazionale importante, ci sarà un altro collegamento con l'università telematica che potrebbe agevolare tutta questa attività, tutte cose messe a disposizione di un progetto che apre a una nuova idea, che è quella del corso in lingua araba.
una cosa interessante per il territorio, una cosa che va ampliata, un'attività che noi comparteciperemo rispetto alle nostre conoscenze per mettere sempre più a fattor comune del sistema Italia, di questo splendido territorio, questo progetto che ha una internazionalizzazione fantastica che aiuta al sistema Italia.